È un progetto di legge che più di rivedere la gestione rivede un metodo che è il metodo Consorzio Venezia Nuova sulla distribuzione delle risorse. Venivano date al Consorzio Venezia Nuova decine di milioni di euro per la sistemazione degli arenili da Jesolo fino a Chioggia. La cricca gli appalti li faceva come li faceva. Oggi noi quei soldi li mettiamo a disposizione di tutte le imprese venete che vogliono partecipare ai bandi, che intendono lavorare con efficacia ed efficienza e che nel libero mercato si possono confrontare. La proposta del collega Teso è una buona proposta, ci siamo riservati anzi di portare ulteriori miglioramenti, per questo anche il nostro voto di astensione in commissione, nel senso che vorremmo allargare anche ad altre materie di gestione del territorio il principio che va rispettato il codice degli appalti e vanno fatte le gare e non il concessionario unico. Questo siamo pronti a portarlo in aula e a portare a buon fine questa legge.